E allora adesso cominciamo il viaggio per i mandamenti di Confagricoltura Treviso. Cominciamo con Oderzo e con Silvio Barbon, che è responsabile dell'ufficio zona proprio dello Pitergino. Intanto buongiorno e soprattutto come sta andando a Oderzo? A Oderzo stiamo vivendo un periodo abbastanza felice, il mandamento di Oderzo... Andiamo avanti che tanto facciamo vedere anche gli uffici. Come avete a Oderzo gli uffici? Sono grandi così? No, a Oderzo purtroppo siamo un po' piccolini perché eravamo... Però li ingrandirete sicuramente con tutta la gente che stiamo cercando perché era un ufficio iniziato 5 anni fa per 3 unità e oggi siamo in 6. Ecco, da che cosa è determinato questo ampliamento? Dalla richiesta di Prosecco? Principalmente chiaramente l'incremento di lavoro è dato dal trend positivo che sta avendo in questo momento la viticoltura, ed in particolare la viticoltura legata alla varietà Glera Prosecco. Per dare un ordine di grandezza di come è l'evoluzione, pensiamo che a livello Veneto oggi abbiamo 91.000 ettari di vigneto con un incremento di 11.000 ettari negli ultimi 3 anni. Di questi 91.000, 38.000 ettari sono nella provincia di Treviso, pari al 42%, e negli ultimi 3 anni l'incremento a Treviso della superficie è stata di 6.500 ettari. Invece nella nostra zona abbiamo dei dati oppure andiamo un po'? No, difficile avere dei dati divisi per zona perché questi sono i dati forniti da Avepa e quindi è difficile disaggregarlo. È chiaro che però nello Pitergino Motense è una delle aree dove chiaramente si è avuto il maggior incremento a livello provinciale di superficie vitata, proprio perché c'è la disponibilità dei terreni. E anche perché c'è storia. Io ricordo che la prima rotatoria fatta con le viti piantate sono state fatte a Oderzo. Sì, però quelle viti erano di Raboso e di Cabernet, adesso invece è tutto Glera. No, tutto no, però chiaramente il Glera oggi rappresenta a livello provinciale il 62% contro le uve a bacca nera che si sono ridotte a un 12%. Ma perché la richiesta dall'export oppure perché agli italiani non piace più il Raboso? Beh, diciamo che il Raboso è un prodotto particolare, un prodotto che oggi trova un suo significato in mercati di nicchia e viene comunque coltivato e lavorato anche in maniera interessante da alcune aziende. È chiaro che le imprese poi si orientano dove c'è una maggiore redditività e questo chiaramente ha portato verso una monospecificità, una monovarietalità della coltivazione. Ci fermiamo un attimo, vediamo una scheda dedicata alla storia di Confagricoltura a Treviso, poi torneremo proprio per parlare delle ombre oltre che delle luci nella zona dello Pitergino. Torniamo negli uffici di Confagricoltura a Treviso, dove in questi momenti si sta svolgendo l'assemblea annuale per vedere cosa è successo nel 2017 e quali sono le prospettive del 2018. Siamo sempre con Silvio Barbon, che è responsabile della zona dello Pitergino. Abbiamo detto le luci che sono quasi tutte dedicate al vino, le ombre un po' in cerealicolo insomma. Il settore del cerealicolo chiaramente oggi sta soffrendo, diciamo che non mancano iniziative per cercare di contrastare questa crisi. Vedi alcune realtà che hanno creato degli impianti a biogas, abbiamo 3 aziende importanti che hanno l'impianto a biogas, di cui una collegato all'allevamento, abbiamo delle iniziative volte alla conversione con impianto di nocciole e di noci, soprattutto su aziende di una certa dimensione, e quindi chiaramente però è sempre difficile eguagliare quello che è il risultato oggi economico della coltivazione della vite. Ringraziamo Silvio Barbone, quindi salutiamo il mandamento di Oderzo, adesso delle notizie dal mondo dell'agricoltura e poi riprenderemo con un altro mandamento, quello di Conegliano.